Yuri Carta, uno dei tanti autotrasportatori, lei è un padroncino, come si dice in gergo. Eccolo qua, con la bandiera dei Quattro Mori. E allora andiamo subito a vedere anche la bandiera dei Quattro Mori perché merita. Yuri, lei da quanti anni fa questo lavoro? Io sono 19 anni, 20 anni ormai che faccio l'autotrasportatore. Lei titolare? Adesso sono titolare da circa 2 anni. 2 anni. Quanti dipendenti ha? No, non c'ho dipendenti Singolo? perché non me lo posso permettere assolutamente. Lei cosa trasporta? Io faccio i traino, dipende, mi chiamano, io aggancio rimorchi e vado in consegna a caricare, faccio pure continente. Ecco, voi protestate per l'aumento del gasolio. L'aumento del gasolio, l'aumento di gomme, l'aumento di nave, l'aumento di tutto, non è solo del gasolio, non è solo il carburante, l'aumento è di tutto. Quindi solo che quello che incide di più è il carburante, perché adesso un serbatoio così sono 350 euro in più dall'estate scorsa, più o meno è iniziato a aumentare. Adesso si è scatenato il finimondo, il finimondo, diciamo. perché Lei quanto paga in più di benzina, di gasolio? Di gasolio ti dico sono 550 litri, dall'estate scorsa adesso sono il mio guadagno praticamente, 350 euro, 400 euro in più. Cioè che sfuma solo per il gasolio il Sì, suo io lo guadagno. facevo 1,24 euro l'estate scorsa, mi ricordo, poi è iniziato a aumentare, Ora siamo a 2,30. Siamo a 2,30, ma io non l'ho ancora messo a 2,30 perché non me lo posso permettere, sinceramente. Lei resterà qua sino a quando? Poi viene Fino la a che non playa. ci sono i dati certi, fino a che la colonnina del gasolio non scende, ma deve scendere un bel po', almeno arrivare a 1,30 perché sennò non ce la possiamo fare a mettere in moto. Beh, con questa richiesta cioè, dovrà stare qui per un bel po' di tempo perché sarebbe un crollo di 1 euro e passa. E cosa faccio? Metto in moto per perderci? Cioè, non esiste. Lei- Quindi, tanto vale che blocchiamo qua e basta, non passa nessuno, non arrivano merci, manca dal pane, manca da tutto nei supermercati. Voglio vedere cosa sono capace a fare. Ecco, perché comunque sa, c'è già la caccia alle scorte da qualche giorno. Assolutamente, no, ma questo è niente, questo è solo l'assaggio. Adesso solo vediamo, perché siamo organizzati bene questa volta. Yuri, lei lavora da solo, Sì. lei quanti anni ha? Io ho 38 anni, Giovane, ha una famiglia da mantenere, ho 3 suppongo. figli, E una moglie. una Suo è moglie. l'unico stipendio. unico stipendio, sì, assolutamente. Siete in 5, come state facendo col fatto che lei non sta lavorando e questi prezzi pazzi del gasolio e delle gomme e di tutto? Stiamo facendo come tutti, non si sa più da dove tirarli fuori, solo che uno va a pizzicare quel poco che si è messo da parte fino a che finisce, poi dopo si vedrà. E lei fino a quando può reggere pizzicando i suoi risparmi? Non lo so, non te lo so dire. Un mese non penso di arrivare, perché le spese sono tante, dalla casa a tutto il resto, spese e controspese. Lei è arrabbiato nei confronti di chi? Se c'è anche il sentimento della rabbia dentro lei. Ma a me quello che dà più fastidio è che hanno assimilato la guerra al fatto del rincaro del gasolio. Quello che mi fa arrabbiare è quello, perché assolutamente non c'entra niente, perché il barile, a parte che l'abbiamo avuto altre volte a questa altezza, e quindi non mi sembra il caso di questo gasolio eccessivo. Niente. Quindi è pronto a passare notti qua anche? Ma assolutamente, ma rimango senza mangiare come ho sempre fatto, non c'è nessun problema. Stiamo qua e nessuno si muove finché non ci sia qualche decisione e la colonnina bassa.